Il museo può essere non solo luogo di conservazione e valorizzazione del passato, ma può anche giocare un ruolo per la preparazione del futuro e anche per l'immaginazione. E su questo ci hanno portato gli esperti di Pleiadi che con il management dei musei civici di Treviso hanno già sperimentato una soluzione innovativa fondata su un percorso ludico alla scoperta delle caratteristiche distintive dei beni culturali del Museo di Treviso. Questa esperienza è stata molto importante per noi dei Musei Civici di Treviso perché ci ha dato modo di arrivare ad un pubblico che normalmente non frequenta in maniera assidua i musei civici, che è quello dei giovani adulti, che possiamo dire nella nostra fascia di interesse va dai 16 ai 20-25 anni, volevamo un po' attrarre. Grazie al progetto Sacche abbiamo incontrato Pleiadi e abbiamo formulato questo progetto di gamification. Avevamo voglia di fare attraverso il gioco, rendere maggiormente consapevole e fruibile questo pubblico di quello che è il patrimonio culturale della città di Treviso e dei musei civici. E quindi i ragazzi che si sono affacciati al museo incuriositi, un po' anche diffidenti perché il museo viene sempre visto come una scatola vecchia polverosa, ne sono usciti entusiasti e con la voglia di condividere questo racconto con i loro coetanei e per noi questo è stato il più grande successo. L'esperienza all'interno del progetto SAC è stata per noi estremamente proficua. Questo perché ci ha permesso di entrare in contatto con i musei civici più importanti della regione e soprattutto con i musei civici di Treviso, potendo sfruttare l'occasione del progetto per esplorare un nuovo metodo e entrare in contatto con la popolazione dei giovanissimi, cioè il target tra i 16 e i 25 anni che di solito non viene spontaneamente all'interno del museo. Questo ci ha permesso quindi di creare un progetto dedicato alla gamification, quindi un linguaggio nuovo dove vedere il museo come luogo di esplorazione attraverso la dinamica del gioco, utilizzando le tecniche e le metodologie più moderne fornite ovviamente dal web e dalle tecnologie digitali. In questo modo siamo riusciti a creare un beta test, un primo avvio che ci ha permesso di studiare la dinamica dei ragazzi all'interno del museo, che ci ha permesso di fornire dei contenuti in modo diverso del museo verso il target di riferimento e siamo riusciti quindi a esplorare l'intero nostro obiettivo, che era appunto quello di coinvolgerci. Come beta test è stato estremamente proficuo, sicuramente abbiamo messo le basi per poter continuare a esplorare e quindi eventualmente ampliare il progetto non solo all'interno degli stessi musei civici di Treviso, ma anche il nostro obiettivo è quello di coinvolgere gli altri musei della regione, perché siamo convinti che il gioco possa essere lo strumento ideale per raggiungere i giovanissimi all'interno delle attività culturali.